Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora ecco una notizia che dimostra chiaramente che non c'era alcun bisogno di una riforma della giustizia in questo paese, che il nostro sistema funziona benissimo e soprattutto non agisce mai ideologicamente. La notizia arriva da Milano ed è quella per cui 8 galantuomini pro PAL che erano stati coinvolti, fermati nell'ambito delle vere e proprie scene di guerriglia urbana alla stazione centrale di Milano il 22 settembre scorso, sono stati sostanzialmente graziati dal GIP che ha negato la richiesta di domiciliari per tutti loro, nonostante accuse non proprio secondarie. Questi soggetti erano stati protagonisti di scontri pesantissimi con la polizia, danneggiamenti, lancio di sassi, bastonate, calci, pugni. Come ciò nonostante il GIP di Milano Giulia D'Antoni per 8 di questi galantuomini che hanno tra i 20 e i 30 anni non ha concesso nessun arresto domiciliare, come invece era stato richiesto dalla PM Francesca Crupi, che ha coordinato le indagini, nonostante le accuse fossero appunto le seguenti: resistenza aggravata a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, tentata rapina, lancio di oggetti a offendere e utilizzo di armi improprie. Questo era il pedigree con cui l'accusa ha presentato la situazione di questi soggetti, ma la GIP non ha concesso nessun arresto domiciliare perché costoro devono studiare, poverini, e perché erano esasperati da forti ideali. C'erano quasi agiti da una causa superiore, deduciamo, no? Sembra che stiamo scherzando, ma le motivazioni sono queste, sono un documento sociologico meraviglioso sullo stato dell'arte. Nell'ordinanza della GIP, infatti, si legge, tra le altre cose, che tenuto conto anche della giovane età degli indagati, alcuni arriverebbero a 30 anni, poi dovranno dirmi in questo paese dov'è l'asticella della gioventù, e della necessità che gli stessi percepiscano il disvalore della condotta commessa, senza che però, virgolette, vengano imposte eccessive limitazioni alla loro formazione e ai loro percorsi di studio. Ora, se uno dai 25 in su, dai 27 in su è ancora all'interno di un percorso di studio, cioè o sta facendo un dottorato in fisica teorica, in filosofia teoretica, sta approfondendo studi di medicina, non sappiamo se è il caso di costoro, oppure, come dire, se l'è presa senza eccessiva fretta, mettiamola così. Però c'è questa cosa per cui questi giovani, alcuni trentenni, devono perseguire i loro percorsi di studio, insomma non essere disturbati con delle misure evidentemente eccessive per questa GIP. La seconda motivazione, malgrado sia emersa e sia stata sottolineata la gravità dei fatti, perché è lì da vedere, per escludere il pericolo di reiterazione dei reati, che è uno dei criteri, no, per cui si possono prendere misure cautelari impattanti, queste invece non sono necessarie secondo la GIP, perché tali condotte oppositive trovano la loro espressione in occasioni delle manifestazioni pubbliche e non abitualmente nella loro quotidianità. Cioè non è che ogni giorno lanciano sassi contro i poliziotti, provano a rapinare passanti, infieriscono, danneggiano oggetti, automobili, inscenano la guerriglia urbana. Non lo fanno proprio ogni giorno, solo quando c'è una dunata pro palle, insomma bisogna anche sfogarsi, no? Ma forse la motivazione che aggiunge un ulteriore tasso di surrealismo è la terza. A partire dagli interrogatori lasciati da costoro, nell'ordinanza si legge che non si sarebbero recati al corteo per dare luogo a scontri con le forze dell'ordine. Ma no, ma chi potrebbe pensarlo? Erano andati lì per imbastire una sorta di dialogo socratico sulla giustizia e sull'essenza della polis, mica per fare scontri, ma che, virgolette, la concitazione del momento, il tumulto trascinante della folla,
il perseguimento di una motivazione profondamente sentita, li avrebbe, sempre virgolette, indotti a ritenere giustificabili anche le reazioni violente contro la polizia. Un po' sono stati trascinati, tanto è una contraddizione, perché un po' vengono trascinati, ma un po' perseguono una motivazione profondamente sentita. Delle due l'una, a me pare, da un punto di vista logico, ma si insiste su questo aspetto nell'ordinanza. Si legge infatti ancora che nell'interrogatorio potrebbe aver indotto gli indagati a iniziare un processo interno di rivisitazione critica del proprio comportamento, tale da non escludere che, se si dovessero ritrovare in circostanze analoghe, si asterrebbero dal commettere comportamenti del medesimo tenore. In ogni caso, le azioni degli 8 indagati si sono manifestate, scusate essere precisi, virgolette, come espressione di violenza e ribellione, cioè non delinquenza da strada, ribellione, c'è sempre una, come dire, impalcatura ideologica che le sostiene, e sarebbero state anche, sempre virgolette, espressione esasperata della volontà di affermazione degli ideali, in nome dei quali avrebbero oltrepassato i limiti per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza. Cioè volevano esasperare degli ideali, affermarli in una forma un po' esasperata, si sono fatti un attimo prendere la mano, ma non c'è bisogno degli arresti domiciliari chiesti da chi ha svolto le indagini, perché devono studiare, perché non lo fanno proprio tutti i giorni, e perché erano guidati, un po' trascinati, ma un po' guidati da profonde motivazioni e dall'affermazione di ideali. Capite che il commento è nella notizia, io non vi tedio oltre, ma sì, questa è la realtà con cui abbiamo a che fare, queste sono le valutazioni messe nero su bianco in un atto di una magistrata italiana, questa è la situazione e temo che non potrà che peggiorare. Grazie a tutti, vi aspetto stasera.